Diamo buonasera a chi è con noi, buonasera a tutti Buonasera a e tutti. benvenuti in questa prima live di Come i Gabbiani. Abbiamo l'onore stasera di avere due ospiti d'eccezione. Il primo è Andrea di Veneto Storia, che ci racconterà un po' della storia del Veneto, spaziando poi, c'è niente preparato, per cui andremo dai Paleoveneti fino alla Repubblica Veneziana, fino ai giorni nostri, insomma, vedremo. E Fabio di Chioggiapedia o Chioggiapedia, dipende se la vogliamo dirla in inglese, come si Chioggiapedia, dice Fabio? Chioggiapedia. Chioggiapedia. Con cui parleremo appunto di Chioggia, che è questo grande centro importante, ricco di cultura e storia, e che è anche una località balneare, quella la frazione Stomarina, che sentiamo cosa avrà da dirci il buon Fabio, ecco. Ok. Ecco, quindi Non so come parto già con un piccolo excursus, cos'è il Veneto, se qualcuno lo sa, se nessuno lo sa, insomma. È la regione dove notoriamente non c'è niente. Siamo vuoti. Eh, per i Veneti non c'è niente. Molti disprezzano un po' la regione, invece in realtà abbiamo moltissimo. Tanto è una regione di 18.000 km quadrati, con conta 5 milioni di abitanti, quindi non è poca roba, ma al di là di questo abbiamo un'orografia di 56% di pianura, 29% di montagna, 14% di colline, quindi abbiamo un po' di tutto. Il Veneto vanta 158 km di costa e famose località balneari come Jesolo, Caorle, Sottomarina, appunto, e Rosolina. Nel Veneto troviamo il lago di Garda, che è il più grande lago d'Italia, che ci regala bellissimi scorci. Abbiamo due fiumi importanti, i due fiumi più lunghi d'Italia, che sono il Po e l'Adige. Inoltre nel Veneto abbiamo 5.000 km quadrati di montagne, tra cui le Dolomiti, che sono le montagne più belle del mondo, almeno così dicono, e che sono patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo un sacco di parchi naturali della Lessinia, del Delta del Po, del Sile, dei Colli Euganei, dei Colli Iberici, e non da meno anche le colline di Valdobbiadene e del Conegliano. Abbiamo ben 3 città capoluogo di provincia che sono per l'intero perimetro patrimonio dell'UNESCO, e sono Vicenza con le sue ville palladiane, Verona che conserva innumerevoli monumenti dell'antichità, del Medioevo e del Rinascimento, e Venezia, per ovvie ragioni, patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo la laguna Veneta, che è la laguna più estesa di tutto il Mediterraneo, e potrei andare avanti tutta la sera, ma non mi pare il caso, insomma, per cui, insomma, materiale ne abbiamo, dai, materiale Sì, ne abbiamo. è una regione proprio a tutto tondo, quindi insomma, È una regione che ha tanto da offrire, sì. che poi Ecco, anche, partiamo un po' di storia. Vuoi introdurci qualcosa tu, Andrea? volendo partire Lascio a anche te la io. parola. posso Ok, precisare? partirei proprio per fare un rapido excursus, anche perché appunto mi chiamo appunto Veneto Storia e quindi Sì, anche se comunque non studio a scuola, quindi all'università, storia, queste cose qua, ma proprio come appassionato ho voluto approfondire proprio quest'ambito, perché alla fine diciamo che per quanto riguarda la nostra regione, a parte il fatto della Repubblica di Venezia, alcune tipo di documentari, tipo banalmente Alberto Angela o anche altri documentari che vanno a vedere banalmente Piazza San Marco, il Palazzo Ducale e le eccellenze, diciamo, manca un po', raccontano magari quella Venezia forse come se fosse tipo un unicum, come se fosse un'immagine fissa nel tempo, però si perde quasi la diversità che c'è proprio in tutta la storia. Quasi ci si ferma a pensare che il Veneto non è altro che la gondola, che il Carnevale di Venezia, il Casanova, queste atmosfere qua con le segrete, che anche quello è stato il Veneto e tutto.
però comunque purtroppo, come anche molta dell'Italia, perché dopo il 600-500 l'Italia perde anche importanza a livello globale per via dei mercati nell'Atlantico e del fatto che ormai si è andato tutto verso le colonie americane, però comunque nonostante che la storia si inizia a trasferire verso altre potenze, quindi l'Inghilterra, la Francia e tutto, da noi comunque si continuava a fare storia e c'era una certa importanza. Però appunto purtroppo che ultimamente nel 700, 800, 900 le potenze egemoniche e adesso gli Stati Uniti d'America, ma diciamo che mettono più il focus della storia sulla loro storia, come abbiamo molti film che magari parlano della storia del Medioevo inglese, che parlano magari Certo. o anche banalmente il Trono di Spade, che è una serie di libri, però è scritta proprio ispirandosi alla Guerra delle Due Rose e per quello comunque ha avuto successo e tutto. Diciamo che l'idea di Medioevo è il Medioevo inglese, quindi diciamo che l'influenza culturale non gioca a nostro favore né di noi Italia, ma soprattutto né di noi Veneto, perché se uno straniero richiede l'Italia, a parte l'immagine da cartolina di Venezia, va a pensare il Rinascimento fiorentino tendenzialmente, però o, Sì. o la Roma antica, diciamo che Si dimentica che Venezia, la Repubblica Marinara di Venezia, ha una storia che è millenaria praticamente. Già sì, dal primo Medioevo fino al 1800 è stata la Serenissima, ha sopravvissuto per 1000 anni praticamente, ed è stata la potenza egemone, una vera e propria talassocrazia del Mediterraneo, perché si diciamo è contesa con Genova il predominio del Mediterraneo per molto tempo. per poi anche alla fine vincerla comunque, poi dopo ovviamente dipende anche un po' l'opinione, però comunque dopo la guerra, Di la guerra Chioggia. di Chioggia, adesso ne parlerà Mari anche meglio quando Chioggiapedia, e là è stato proprio il punto di non ritorno appunto per Per Genova. Da quel Genova. momento ci sono stati altri scontri, però diciamo che tra le repubbliche marinare quella che ha avuto più successo è stata Venezia, perché comunque ha Decisamente. prosperato anche fino al 500, poi adesso sto facendo una serie di video proprio sulla storia della Serenissima, già si capisce che già inizio 500 iniziano a esserci problemi, fine 400, inizio 500, perché uno non ci si deve, allora comunque parliamo comunque di uno Stato, quello della Repubblica di Venezia è molto importante. Però prima di parlare di questo volevo andare a ritroso, nel senso fare proprio Sì. una marcia indietro per parlare anche in maniera veloce di cose che potrebbero anche essere interessanti di quello che veniva prima. Uno potrebbe stupirsi che Padova può essere più antica di Roma, perché gli insediamenti, per dire, di Padova, come anche di tante altre città qua in Veneto, c'erano appunto, come avevi detto tu, i paleoveneti, ovviamente non Esatto. costruivano architetture che si sono sopravvenute, erano architetture principalmente palafitte, però comunque era una regione abitata da un popolo. Dopo comunque c'è stata I l'epoca venetici, romana. no? Erano i venetici. Scusa, ti interrompo. Sì, sì, I per poi venetici. comunque il concetto poi di Veneto, la parola proprio veneta che si è sviluppata dopo, si parla proprio di regione di Mhm. la Venezia per tanto tempo, adesso non so esattamente quando si è iniziata a chiamare questa parte qua proprio Veneto, però diciamo nel complesso come parola è recente comunque, però la zona comunque era abitata anche prima dei Romani. I Romani sono arrivati, hanno comunque instaurato un loro impianto cittadino, quindi si vede proprio Verona che è la città forse qui in Veneto e forse anche nel nord Italia più caratterizzata dal punto di appunto che c'è l'arena di Verona che è come se fosse un mini Colosseo o anche Esatto. banalmente l'impianto proprio Cardo Decumano che la caratterizza ed è proprio come una città romana a tutti gli effetti. E poi passando poi per il Medioevo, ecco, il Medioevo, diciamo, Veneto, rispetto che altre regioni, è abbastanza distrattato, nel senso non si studia molto, ma si fa, quando si è a scuola l'epoca delle signorie molto velocemente, però diciamo che città come Padova erano molto comunque ferventi, appunto abbiamo avuto comunque Giotto molto influente, però a parte questo
almeno gli scaligeri comunque che si estendevano in molto più spazio di quello che si può credere a una singola città. Se si va a vedere le cartine, occupavano una grande parte del Veneto, prima che dopo hanno avuto un po' più sopravvento i Carraresi e alla fine Venezia. Però in questo Mhm. periodo ci troviamo un sacco di testimonianze che tutto il mondo potrebbe anche benissimo invidiarci, e io dico, secondo me sono anche valorizzate un pochino male, nel senso, perché potremmo molto di più spingere il fatto che abbiamo castelli anche intatti o cinte murarie intatte, come per esempio Cittadella, che è una città proprio fondata per essere un avamposto militare, ed è così, a parte qualche maneggiamento, sopraggiunta ai nostri giorni intatta, quindi uno può fare proprio il sentiero delle mura come lo poteva fare all'epoca, che non è una cosa scontata per niente. Poi c'è anche la transizione verso le fortificazioni più moderne, come quelle di Padova, che sono più basse, più tozze, insomma, per sopravvivere ai cannoni. E dopo parliamo proprio di Venezia, che prima era appunto proiettata soltanto sul mare, poi si inizia a prendere appunto l'entroterra e quindi a diffondere anche il suo stile di vita, le sue arti e tutto. Parlando proprio di Venezia, quello che molta gente ignora è il fatto che la maggior parte di Venezia era dall'altra parte, avevano i veneziani l'isola di Creta, avevano molti possedimenti nell'Egeo, quindi insomma era un vero e proprio impero coloniale, quindi è anche una cosa che si studia velocemente, però effettivamente, soprattutto nel Medioevo, fino ad arrivare, come abbiamo detto, nel Cinquecento, aveva una sua importanza, era tra le potenze più importanti di tutta Europa, sia dal punto di vista della ricchezza che dal punto di vista dell'influenza. Non a caso comunque è riuscita a sopravvivere a un casino di guerre, come ad esempio la guerra della Lega di Cambrai, dove era da sola contro il resto delle potenze europee, grazie anche alla sua ricchezza e influenza diplomatica. Poi dopo è andata declinando dal Cinquecento in poi, progressivamente schiacciata da una parte dai turchi, dall'altra parte dal fatto che i commerci si sono spostati più nell'Atlantico e nelle colonie, Esatto. e facendo un'estrema sintesi, venendo meno la ricchezza, venuto meno la potenza militare e navale, diciamo che come un serpente che si morde la coda, a man mano declinato tutto, perché se tu non puoi garantire con la tua potenza militare, i tuoi avamposti, il tuo commercio e tutto, un vicino più potente va ad aggredirti, come ad esempio in quel caso l'impero ottomano. E alla fine si è ridotta come molte potenze italiane, non potenze, molti stati italiani che erano pre-napoleonici, a semplicemente l'esistere, stavano là e vivevano di sussistenza, avevano magari un po' di produzione, però diciamo non erano più ai fasti del tempo. Poi dopo abbiamo avuto l'occupazione del Regno Lombardo-Veneto, per poi per la fine ritornare in un ambito più italiano come ci troviamo adesso. Quindi ho fatto abbastanza un cappello, insomma, Una per carrellata, veramente diciamo, sì. che ha attraversato molti periodi, anche alcuni molto rilevanti, molto chiave nella storia almeno del nostro paese, ad esempio come anche le guerre napoleoniche, come ad esempio anche il Risorgimento, citando parti più in là nella storia, e quindi insomma ci sono testimonianze di tutte queste epoche in un'unica regione, che non è indifferente, perché ad esempio ci sono regioni un pochino più trascurate, penso per dire all'Abruzzo, per dire ci sono robe anche interessanti da visitare, però non così rilevanti e crocevia come è stato il Veneto magari. Certo. Ecco, diciamo che parlando soprattutto della Repubblica Veneziana, un grande ruolo ha avuto anche Chioggia, no? Era la porta principale, forse anche la porta principale tra la laguna e l'Adriatico, Allora, e dove, come dicevamo prima, c'è stata proprio una battaglia, mi sembra nel 1380, fra la Repubblica di Venezia e la Repubblica di Genova, che aveva proprio assediato Venezia e sembrava averla meglio,
mentre i veneziani sono riusciti a ribaltare la situazione proprio a Chioggia e quindi e vincere la guerra, quindi avere un po' la supremazia che poi non ce l'avrà mai in realtà, anche perché come diceva prima Andrea c'è stato proprio un declino poi della Repubblica. Però insomma anche Chioggia ha avuto, anche diciamo è chiamata anche la piccola Venezia, anche perché assomiglia molto, ricorda. Raccontaci qualcosa tu Fabio. Allora, per sottolineare un attimo la questione della guerra di Chioggia, appunto è stata combattuta tra il 1378 e il 1381. I fatti avvenuti proprio che danno il nome a questa battaglia sono durati bene o male dai 9 ai 10 mesi, dove appunto i genovesi sono riusciti a risalire l'Adriatico. Dobbiamo dare un attimo un casus belli. La guerra è avvenuta per delle egemonie che Genova pretendeva nel mare, diciamo verso appunto ecco il stato di mare, perché appunto Venezia aveva lo stato di mare e lo stato di terra. Lo stato di terra era appunto quello che poi dopo la guerra di Chioggia si è formato con la conquista dei terreni, quindi Padova e poi fino a oltre quasi alla Lombardia. E poi stato di mare era quello un po' più vecchio, quello magari figlio un po' del vassallaggio che c'era tra Venezia e l'impero bizantino, e in sostanza praticamente abbiamo questo conflitto che ha portato principalmente la caduta di Chioggia, perché prima appunto Chioggia aveva un potere economico e anche politico interessantissimo, che purtroppo si è andato perso. Stiamo parlando di oltre 600 anni fa, però prima la Chioggia produceva una sostanza che era fondamentale per l'economia e comunque per la vita di tutti i giorni per qualsiasi persona che viveva nel Medioevo, cioè il sale. Le saline di Chioggia producevano appunto il famoso salcluge, che era fondamentale per la conservazione delle carni, infatti veniva utilizzato come merce di scambio. La città purtroppo quindi dopo l'arrivo dei genovesi che la assediarono, poi la conquistarono e poi arrivarono i veneziani che la riassediarono e poi la riconquistarono nuovamente, provocò un declino che inevitabilmente provocò Chioggia come una situazione di stagnazione che rimase sostanzialmente per tutta la sua storia. Diciamo che forse un po' per la volontà di vedere bello solo l'antico, tutti si pensa che appunto prima Chioggia fosse una grande potenza, e alcuni dati ci danno valore di questo. Chioggia è la piccola Venezia, diciamo che ai chiosotti non piace molto questa associazione. Non piace? Bene, spero ci siano pochi chiogiotti allora che hanno sentito la mia bestemmia, ecco. Però possiamo dire che anche Chioggia ha come dire, una leggenda della sua nascita, no? Clodio, se adesso tu mi correggerai se dico qualche bestialità, era uno dei compagni di Enea e di Antenore, che quindi insomma è anche un qualcosa di mitologico da un punto di vista. Esatto. Infatti si dice insomma nello statuto che Chioggia ai tempi si è voluto fare quando hanno voluto siglare e mettere per iscritto lo stemma cittadino, si è voluto segnare, come si suol dire, che lo stemma della città fosse appunto questo leone rosso sul campo d'argento, era appunto il simbolo che appunto Clodio si portò dalla città bruciata di Troia, si è portato via, Certo. il simbolo della sua città, quindi siamo un po' collegati all'antichità, però passando diciamo dal mondo mitologico al mondo diciamo concreto della realtà, possiamo dire che tracce sia archeologiche ma anche e soprattutto testi di Plinio il Vecchio dichiarano che Chioggia era effettivamente esistita, come diceva l'amico di Veneto Storia, si diceva appunto che Chioggia esisteva ai tempi di Plinio, e sappiamo benissimo che Plinio ha visto l'esplosione e l'eruzione del Vesuvio, e invece Venezia, quindi stiamo parlando di prima della nascita di Cristo, invece no scusa, un po' prima, dopo la nascita di Cristo, ho fatto un attimo di confusione, e invece Venezia è nata 1600 anni fa, quindi diciamo che abbiamo un po' di primazia da noi a Chioggia.
Ecco, Bene. volevo approfittare anche per una domanda, visto che siamo qua anche e possiamo anche interagire, insomma, per la prima volta in live così. Quanto è rilevante il fatto comunque di essere Chioggia per un chioggiotto? Nel senso, quanto è rilevante sapere di essere comunque avere un'importanza all'interno comunque della regione, del Veneto, comunque non è una cittadina a caso, è comunque una città che ha la sua storia, la sua stratificazione, banalmente ha chiese di ogni epoca, quindi insomma come ci si sente, come si sentono i Chiogiotti a far parte comunque di qualcosa di molto più sedimentato di quanto può essere, come ad esempio io abito a Legnaro, che è un posto molto più anonimo, insomma. Diciamo che per i clodiensi, i chioggioti, vivono in una situazione di crescita. Dobbiamo dirlo che in questo periodo si sta un po' rivoluzionando il popolo chioggiotto perché sta vivendo una grande espansione dell'ambito turistico e questi turisti riflettono più entusiasmo che mai proprio nella conoscere e i chioggioti stessi grazie a questo turismo scoprono se stessi. Quindi se posso rispondere alla tua domanda, i chiogiotti oggi sono molto orgogliosi del loro passato e anzi sono entusiasti, stanno aprendosi sempre più porte verso ricerche e quant'altro. Prima, diciamo, non meno di una decina di anni fa, non trattavano la città come realmente doveva essere trattata, con il rispetto e con l'amore che effettivamente questa città merita, ecco. Sì, certamente. Poi dopo quello che volevo anche trattare in questa live è, visto che comunque siamo tutti e tre dei content creator e veicoliamo attraverso i social, capire anche, poi dopo siamo molto diversi, uno più nello specifico locale come Chioggiapedia o io più male nel generico e quindi uno spazio lo vado ad approfondire leggermente dalla parte di vista storica, mentre come i Gabbiani, più anche dal punto di vista tecnico delle riprese che fa vedere con i droni, che anche quella non è una cosa da tutti i giorni, poter vedere comunque un monumento che vediamo spesso da piedi, vederlo dall'alto e dire, visto che comunque c'è questa riscoperta dei turisti e anche di noi stessi, del nostro patrimonio, come pensate che i social abbiano, almeno nella vostra idea, il ruolo per veicolare il turismo o far scoprire cose interessanti da vedere, insomma? Lascio la parola, visto che è un po' che in silenzio, a Comi Gabbiani. Oddio, mi prende un po' in contropiede, ma diciamo che i social sono sicuramente un ottimo strumento da questo punto di vista qua, perché possono fare vedere le bellezze del territorio, magari anche di posti che sono poco noti. Mi viene da pensare tipo una bellezza che ho qua abbastanza vicino, è la spiaggia della Boschettona, che proprio sui social se ne vedono, secondo me è diventata famosa soprattutto perché è stata veicolata appunto dai social, dalle foto e dai video che si vedono più che altro su Instagram, ecco. Sì, ecco, si dà sicuramente un valore aggiunto, ecco. E, Volendo, allora me la giro anche io spesso la domanda, così ecco. magari almeno io vedo che mentre per esempio i programmi televisivi, come prima citato, anche Ulisse o c'era anche il Voyager per dire, c'è proprio una produzione, quindi dei soldi da spendere, quindi effettivamente per fare un servizio, per fare qualcosa, dovevano ovviamente pensare ma questa cosa effettivamente quanta gente la vedrà, quanta gente farà di share o questi ragionamenti qua. Mentre ad esempio qui, adesso qua davanti ho un schermo di un telefonino, una persona come noi può ad esempio prendere e autoprodursi a costo zero, a parte il costo del tempo e tutto. E questo secondo me ha permesso effettivamente, come diceva come Gabbiani,
il scoprire posti anche come la spiaggia della Bocchettona, che sono molto piccoli, che magari prima una produzione televisiva, andare là con appunto le macchine da presa, la persona pagata da stipendiare tutto, magari uno si faceva il ragionamento, questa cosa è minore, non interessa, invece, almeno anche parlando della mia esperienza personale con i miei video, ho visto che alcuni video di cose molto minori, come ad esempio Piazzetta Colonna a Padova, che è una storia che pochi conoscono, e seppur non è un monumento interessante, vai là e non c'è niente, la storia che ci sta dietro, una volta che qualcuno la scopre, ha anche il suo fascino, perché la curiosità più è nascosta e più è piacevole poi scoprirla. E quindi, insomma, secondo me, quello che non può fare la televisione può fare anche il social e magari indirizzare a scoprire cose anche appunto trascurate. E infatti è per quello che molte volte mi piace andare a scoprire cose che non si vedono tutti i giorni, insomma, che non è comune che vedi. Promozione a costo zero. Esatto, sì. Io posso dire che effettivamente anch'io sono, cioè, quando ho iniziato a fare questo passatempo, perché non lo considero ancora un lavoro, perché piacerebbe farlo diventare lavoro, ma ancora Mm. non lo è. Sostanzialmente sì, era iniziato proprio con l'obiettivo principale. Magari nei vostri casi avete un target che appunto il vostro obiettivo è quello magari di far scoprire a tutte le persone, al più possibile, al più gran numero possibile delle persone, magari appunto quella villa o quella piazza che magari è conosciuta, ci si passava tutti i giorni, ma poi manco sai da cosa è venuto fuori il suo nome e quant'altro. Chioggiapedia in realtà inizialmente era nata proprio per l'obiettivo di, come un megafono peso però all'ingiù, cioè voleva che effettivamente ci sia più consapevolezza da parte degli stessi cittadini di Chioggia. Quindi ecco perché magari all'inizio avevo proprio un target mirato su i chiogiotti che effettivamente mi venivano in negozio e apprezzavano un sacco, e poi con calma ovviamente ho affinato la tecnica. È proprio questo che magari molto spesso, anche se un contenuto, ma potete confermarmelo anche voi, che ci avete magari messo un tempo e dedicato anche delle fatiche, si va a schiantarsi magari anche contro il grande nemico che è l'algoritmo. Quindi è Certo. uno dei grandi avversari che purtroppo abbiamo, cioè è effettivamente quello di riuscire a scalfire quella macchina diabolica che in qualche modo ci dovrebbe indirizzare verso un pubblico più ampio. E io, per esempio, oltre a pubblicare video e piccole immagini, insomma, quant'altro, mi sono messo a fare anche aggiornare le pagine Wikipedia. Quindi lavoro anche su quello in pratica, e anche lì la popolazione sia chiogiotta che non apprezza molto e ha veramente anche lì riscoperto la propria città. Sì, questo ti fa molto onore perché effettivamente anche io stesso per raccontare, ovviamente vado in un posto, registro, ascolto magari se ci sono le guide o dei cartelli locali, ma dov'è che poi uno va a cercare le cose? Su internet, ma anche su Wikipedia, perché lì appunto ci sono appunto le fonti, è un lavoro che almeno io credo tante persone, secondo me immeritatamente, vanno ad attaccare Wikipedia perché pensano che sia una cosa che chiunque può scrivere. Io vi posso assicurare, non è così. Fate un tentativo, scrivete, andate là sull'edita, andate ad editare, non ve la provano comunque quello che fate. E poi soprattutto c'è la cosa importante delle fonti. Ci sono molti altri siti che mettono magari dei testi riportati paro paro, però non vi citano la fonte e quindi voi non potete nemmeno andarla a cercare. E io penso che con tantissimi libri che abbiamo cartacei, il lavoro che fa appunto qua con Chioggiapedia o anche altre persone che a costo proprio gratuito si mettono lì a riportare qualcosa che prima era sulla carta o prima era per persone che raccontavano, e inserire su qualcosa che poi è fruibile a tutti in maniera gratuita è una cosa che fa veramente onore perché aiuta tantissimo. Sei molto gentile, grazie mille. Eh, ecco, Certo.
per esempio adesso sto lavorando, una cosa che anche questo è interessante, è, visto che come ho detto prima, era appunto per concludere, ero partito con un target principalmente locale, adesso sto andando verso, diciamo, al di là, ma molto al di là, perché adesso sto traducendo le mie vecchie pagine in inglese per Sì. portare Mhm. cioè portare all'estremo la condivisione della Chiesa, della storia. Io ho questo obiettivo e penso che sia l'obiettivo di ognuno di noi che in questo momento è qua, io, te e anche come i Gabbiani, quello di rendere, scalfire, dare la possibilità a tutti di conoscere la nostra terra. Sì, Beh, quello. l'obiettivo è quello, sicuramente. Sì, è proprio secondo me la cosa più bella, comunque essere parte comunque di una terra e appunto parlare appunto di quello che si è e cosa c'è attorno, perché appunto essendo comunque pieno anche l'internet di video che comunque c'è persona che registra e parla magari di posti lontani chilometri, magari del Giappone, ma che sono comunque molto interessanti, però questo aspetto global molte volte ci può andare a far perdere anche il punto di vista local e come diceva proprio all'inizio come Gabbiani, molte persone La mia possono provocazione iniziale era appunto questo. essere indotte a credere che non ci sia nulla di interessante, che uno dice, dov'è che vai in vacanza? Vado in vacanza in Liguria e dici, vabbè, che noia, io sono andato magari in Marocco e dici, wow, il Marocco, ma perché effettivamente uno dice, prendi l'aereo, è interessante. Però il punto è che ci dimentichiamo che abbiamo tutto un turismo che ci viene a vedere dall'estero a noi e noi molte volte abbiamo accanto di noi, ho conosciuto anche persone, una mia collega che abita a Selvazzano, non è mai andata a vedere la villa Emo capolivista che sta a Selvazzano dentro, cioè capitano anche Molto questi bello. momenti, è molto bella anche lì. Però il punto è che secondo me, a parte il lavoro che che facciamo noi nel valorizzare tramite i social, questo potrebbe essere anche qualcosa che si potrebbe fare a livello più alto, più istituzionale, che si dovrebbe appunto di più spronare magari di portare i ragazzi con le scuole a visitare appunto le cose. Io veramente ne ho fatte veramente poche di visite quando ero alle scuole, si potrebbe fare di più quello. Sì, sfondi una porta aperta che praticamente è un po' così, ecco. Beh, parlavi prima di Villa Emo, come ville, soprattutto nella zona fra Venezia, la Riviera del Brenta fino a Vicenza, abbiamo un patrimonio veramente artistico di ville che è inestimabile e non ci se ne rende neanche conto di ma quante sono, ma quanto belle, ma soprattutto anche molti hanno gli arredi originali, però diciamo c'è poco collante per magari ognuno valorizza la propria villa, però ci sono poche istituzioni che le raggruppano tutte e che te le fanno vedere oppure che studiano dei percorsi o qualcosa di simile, ecco. Diciamo che forse anche quello è il problema proprio anche della frammentazione, un po' di tutto, insomma. E, Esattamente. ricollegandomi poi anche a Chioggia, vedendo poi anche la situazione, voglio citare che le spiagge del Veneto, come ad esempio, penso che Cavallino Tre Ponti, adesso non mi ricordo come si chiama, o anche per Lignano o anche appunto Chioggia e appunto Jesolo sono tra i comuni che hanno più affluenze di turisti in tutta Italia, che sono proprio le classifiche e almeno per dire anche a Chioggia, quindi nella parte sottomarina, arrivano una marea di turisti che magari Ma non la sono. spiaggia è enorme a Stomarina, eh? È veramente una spiaggia profondissima e anche lunghissima. Sono 8 km di spiaggia, se non sbaglio, vero Fabio? Poi c'è anche, oltre alla spiaggia di Sottomarina, c'è la piccola e comunque molto bella
località di Isola Verde, che è Vabbè, una certo, sì. che è altrettanto bella e soprattutto immersa in un ambiente naturale molto interessante, che anch'esso purtroppo risulta poco diffuso. Ecco perché ti dicevo, quando ho detto prima, sono arrivati i turisti e il Chioggiotto si è guardato attorno e dice, ma perché sono qua? Perché effettivamente si sono resi conto, ma perché sono qua? Si sono guardati attorno e hanno scoperto la città che hanno vissuto per tutta la vita. Cioè, ci sono gente che ha sempre visto la sua città come una città e quando sono andati, e sono messi a guardare, ad ascoltare le guide turistiche, a leggere quei opuscolini che offrono all'ufficio turistico e sono rimasti estasiati e da lì è iniziato questa rivalutazione della città. Quindi è il turista, in questo caso è il turismo che ha dato valore alla città, secondo me. Sì, perché proprio volevo Certo. ricollegarmi alla frammentazione del tipo, magari la gente va a un bagno di sottomarina e sta là e magari si fa un giretto proprio lì locale, ignorando totalmente che se si fa magari in 15 minuti a piedi, adesso non mi ricordo quanto ci vuole, ma non tantissimo, l'ho fatto anche più volte, che uno fa la giornata in spiaggia e poi ti puoi trasferire anche. Questa cosa purtroppo secondo me non è abbastanza sentita, quindi se si creasse proprio un tessuto, ma questo non solo a Chioggia, ma anche in altre cittadine, tra i vari anche imprenditori del centro e gli imprenditori vari più da parte verso le spiagge, a portare, dire, ti fai la giornata alla spiaggia, però magari la sera oppure anche orario aperitivo che ti asciughi per dire all'acqua, magari piuttosto che farti l'aperitivo, prendere la macchina e tornare nella tua città, perché non faccio una passeggiata, vedere il tramonto con tutta la laguna e tutte quante quelle vie là? Perché veramente uno, tipo ad esempio io mi ricordo che avevo avuto mai 17 anni, 15 anni, tra l'intorno lì, insomma, adesso non mi ricordo, però era la prima volta con i miei amici che da soli, l'avevo vista anche da più piccolo comunque Pioggia, però che eravamo là al mare, ho detto andiamo là per fare una passeggiata, però darsi una passeggiata così tanto per, è veramente bello comunque vederla anche di notte, capito? E cambiare proprio il contesto dal turismo mordi e fuggi al magari ci apprezziamo magari un attimo di più e vedere e guardare che come avevo scoperto che c'è un orologio antichissimo per dire che è una cosa che non si vede tutti i giorni. Non è da poco, sì. L'orologio più antico del mondo è qui. La macchina è ancora funzionante, se si vuole si può andarla a visitare. E anche questi sono piccole valorizzazioni che il popolo pian pianino anche esternamente stanno scoprendo. E credo anche questo che se piace che gli argomenti sono un po' ciclici, ci vuole sempre quel veicolo che fa un attimo scoprire la località, il monumento nel modo giusto. Io vorrei dire che è stata Chioggiapedia a far scoprire Chioggia al mondo intero. No, non sono stato E io. diciamolo, dai, diciamolo. No, magari. No, in realtà dobbiamo dare a Cesare ciò che è di Cesare, cioè quello che è veramente stato quel boom è avvenuto praticamente a ridosso, insomma, stavamo ancora con le mascherine, tanto per dare un'idea, saranno Mm. sui 4 anni circa, e è stato un articolo del New York Times che aveva puntato come Chioggia a una città, alla prima località da visitare nell'arco di quell'anno e quindi essendo su 50 località. Quindi questo articolo che letteralmente ci ha sparato senza sapere niente, noi come località, come io ero già attivo sui social, non sapevamo niente di questo articolo in corso, ci ha letteralmente sparato su tutto il globo terrestre, perché ovviamente il New York Times ha una copertura mediatica globale, e da lì è iniziato tutto, perché infatti dopo meno di 2 anni abbiamo cominciato ad avere navi da crociera, abbiamo un Eh flusso sì, è vero. diverso,
Adesso nei prossimi anni ci sarà un aggancio tra navi da crociera e la linea ferroviaria, quindi un movimento nuovo, quindi praticamente ci sarà la gente che scende dalla nave da crociera e prende il treno e va da Chioggia a Verona Porta Nuova. Quindi anche un movimento che provocherà turismo nuovo, addirittura, cioè, immaginiamoci questi personaggi che sono un po', diciamo, sono persone altolocate, quelle che usano le navi da crociera e che visitano la città, che scendono, si fanno un giro a Chioggia, poi prendono il treno, pim, e si ritrovano a Verona, la città dell'amore. Cioè una cosa che qualche anno fa, se qualcuno me lo diceva, gli ridevo in faccia, ma stai scherzando? Qualcuno veniva qua per fare sto giro? E lo faranno, è una cosa veramente molto bella. E quella è una Ma è cosa. prevista una ferrovia? Scusa, è prevista una ferrovia che arriva fino a Chioggia? La ferrovia esiste da metà 800 ed è la ferrovia Ah, Rovigo-Chioggia. E la ah, tratta però ovviamente si conclude a Rovigo, ma, ma sì. esiste il collegamento Rovigo-Verona e quindi si sta cambiando la regolamentazione sostanzialmente. Attualmente la tratta è gestita da un servizio che dopo sta cedendo il passo a Trenitalia e quindi di conseguenza Trenitalia fa l'investimento nel muovere un modo nuovo di turismo che è veramente per noi molto molto interessante. No, dicevo che non è per niente indifferente la questione proprio dei treni, del fare appunto investimenti nella ferrovia, perché a noi italiani sembra una cosa scontata. Questo l'avevo sentita da Imma Tafari, che è stato intervistato, mi pare, adesso non mi ricordo il podcast, però parlava proprio di questo argomento qua, che lì le persone straniere danno abbastanza per scontato il fatto che arrivano in un posto, prendono il treno, ho la casa vicino al treno, vado da un'altra parte, cioè senza mai contare i ritardi, senza contare le cose. Invece noi italiani purtroppo interiorizziamo il fatto che Trenitalia non è così affidabile, uno dice, vabbè, non ti fida così tanto, non è che passino così spesso. Invece se noi applichiamo quello che fanno anche all'estero, e prendiamo anche cose che si possono vedere anche tipo nei Paesi Bassi o anche nel resto d'Europa, prendere il fatto che tu atterri con l'aereo a Venezia, prendi il treno, che adesso effettueranno una linea in più che lo collegherà l'aeroporto alla stazione ferroviaria e tutto, e senza prendere auto, robe del taxi, perché in taxi qua c'è sempre quella mentalità del fregare il turista, per non usare una bella parola e non un'altra. Se invece, perché dopo alla fine il turista lo racconta queste cose, se invece tu gli predisponi già il treno, che con quel treno si può vedere Chioggia, si può vedere oltre a Venezia, si può vedere Chioggia, si va a vedere Padova, si va a vedere Verona, si fa veramente una vacanza più tutto tondo e non vincolato a dire, vabbè, sto soltanto a Venezia un giorno in più, ci faccio un giretto in più, perché ho visto che gli orari sono un po' così e quindi vanno a limitare anche le cose. Se si fa più rete, come abbiamo detto anche prima, con le attività, ma anche dal punto di vista infrastrutturale, ti agevola molto di più anche il turismo, anche nelle parti intermedie, insomma. Cosa che molto spesso si trascura, però adesso vedo che comunque c'è un po' un rinascimento, almeno da quello che vedo, insomma. Sono d'accordo. Ecco, cambiando un po' argomento, però, rimanendo sempre nel fil rouge, parlando più ecco, di noi, volevo che noi parlassimo, capito, che potrebbe essere anche interessante per il pubblico, proprio la genesi del nostro primo video, la nostra prima idea che ci è venuta per aprire appunto questo spazio qua, che è ancora in sviluppo col mio progetto, col progetto che è OGPD e il progetto come i Gabbiani. Proprio quella cosa che magari tante persone dicono potrei fare, e noi, anche se ovviamente non siamo influencer che hanno miliarate di follower, però comunque è già qualcosa che stiamo facendo qualcosa. Quel che ti spinge dall'essere una persona che sta pensando una cosa a farla veramente. Quindi volevo sapere un po' la vostra storia, insomma, almeno l'inizio proprio. Io non La so, Genesi. Mm. sono Ah, curioso di come va. Come sei nato? parto io. Ah, Sì, 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 dai. curioso. Stai cercando di stimolarmi a parlare, insomma.
Io sono presentatore, dovete parlare voi, siete voi gli ospiti. Comunque va bene, dai. Allora, come Gabbiani nasce un po' per caso, insomma, proprio alla spiaggia della Boschettona, che è un po' il posto dove vado, dove mi ritrovo a meditare, ecco. E niente, là meditando, mi è venuto in mente di aprire appunto questo canale. Io sono sempre stato appassionato un po' di tecnologia e soprattutto di droni, ecco, della fotografia aerea, dei video aerei più che altro, ma anche di video per vedere le cose da un punto di vista diverso, ecco, cambiare punto di vista. E quindi come i gabbiani, un po' il vedere tutto dall'alto, ecco, e quindi vedere soprattutto quei posti che noi viviamo tutti i giorni, che magari ci passiamo di fronte tutti i giorni, che non facciamo neanche più caso, vederli da un altro punto di vista. E da qua insomma è nato inizialmente soprattutto nelle zone fra Padova e Venezia, e adesso mi sto spostando anche fuori dal Veneto, perché comunque le montagne sono belle anche verso il Trentino, l'Alto Adige, abbiamo molte bellezze qua prêt-à-porter. Per cui insomma ecco, questa è stata un po' la genesi del progetto. Ecco, per chiedere Passo la invece, palla a voi. no, prima di passare la palla ti volevo fare proprio l'ultima, il- di queste riprese aeree, appunto come avevamo detto, tu vedi qualcosa dal punto di vista pian terreno, tu ti sposti al livello, abbiamo fatto una collaborazione insieme che è proprio sorprendente vedere il drone che si alza e anche vedere con gli occhi di come se fosse appunto un gabbiano o appunto un drone, appunto, vai a vedere proprio qualcosa dall'alto. Per me è comunque sempre un'emozione scoprire qualcosa che non hai mai visto prima con quegli occhi. Per te qual è stata, o la prima che ti ricordi, per importanza, quella che ti ha stupito magari di più di questo switch vista dal pian terreno al poter volarci sopra e scoprire com'è da sopra? Oddio, diciamo che non è stata una cosa improvvisa, perché comunque la mia passione per i droni è No, no, ma nata la inizialmente, domanda cioè, è quale posto ti ha stupito di più dall'altro? Cioè, sono anche un po' incasinato io con le domande, però la sintesi è quale posto ti ha ma ti stupito di stavo più proprio dall'altro? Ah, rispondendo, ok. nel senso che inizialmente usavo droni da pochi soldi nelle zone vicino a casa mia, quindi non è stata proprio, è stato un qualcosa, un divenire, diciamo. Non è che ho preso subito il drone da soldi e l'ho alzato su un bel posto. Cioè è un qualcosa che nasce pian piano, che poi parte per gioco e un po' alla volta ti ci appassioni. Questo per dirti che non è stato un qualcosa che ho scoperto dall'oggi al domani, è stata una cosa che pian piano è nata da un gioco, è diventato più che altro una passione che continua ancora e che si evolve soprattutto, ecco. Non so se ti ho risposto. No, volevo O più che altro volevi un posto sapere specifico che mi il ha video preferito. particolarmente emozionato? Beh, allora diciamo che io sono appassionato di ville, delle ville della nostra zona, e la regina delle nostre ville sappiamo tutti qual è Villa Pisani. Quindi è grande emozione ogni volta che vado in Villa Pisani e faccio qualche video anche in lontananza, fa vedere tutta la sua maestosità, diciamo, la villa ma anche il giardino, ecco. Quindi quella sì è sempre una grande emozione, anche dopo molte volte che uno la vede, o altrimenti anche la Golden Hour del tramonto. Il tramonto è sempre uno spettacolo che si può ammirare, ecco, dall'alto. Già dal basso è sempre uno spettacolo, dall'alto diciamo che amplifica questo effetto spettacolare, ecco. E sarebbe bello avere un mondo dove c'è sempre Golden Hour, che magari è Golden Hour poi diventa notte e basta. Eh Però sì, ma magari poi anche, è bello anche il crepuscolo poi, perché il tramonto ti dà quel colore acceso, il crepuscolo ti dà quei colori ancora quasi smorti, che però
danno anche quelli una grande emozione, ma sia dal punto di vista aereo ma anche dal punto di vista terrestre, perché poi anche dal punto di vista terrestre si possono fare degli ottimi video, insomma. È chiaro. Ecco, invece, passando la palla a Chioggia PD, come ha proprio la primissima esperienza come content creator e soprattutto questa idea di aprire la pagina e tutto? Come è partorita e iniziata? Allora, è nato tutto per questione di una scommessa. Dovevo portare a Chioggia, dovevo portare un ragazzo che fa la guida turistica a Comacchio, quindi anche qua sfide Veneto ed Emilia Romagna, insomma un momento così. E allora lui aveva fatto questa guida molto appassionata delle valli di Comacchio e io ho detto guarda, vieni da me che ti porto a visitare la mia città che è altrettanto bella quanto la tua. E da lì ho cominciato a studiare, ma vedevo che mancavano dei pezzi, cioè quello che leggevo e mi sorprendeva, mi appassionava nei libri, non esisteva su internet. Cioè, principalmente se io scrivevo, che ne so, appunto, un artista, la chiesa, non c'era. Quindi in pratica mi sentivo come, non dico il primo, perché ovviamente quel libro non è che sia nato da niente, qualcuno l'avrà scritto e immagino sicuramente qualcuno l'avrà letto, ma mi sentivo quasi il primo a riprendere in mano queste informazioni che erano lì, non dico mummificate, ma bloccate in quella situazione che, diciamocelo, io, te, magari qualcuno che ci ascolta, ma spero sempre di più, legge, ma tante persone per tempo, per mancanza di quello stimolo in più, o anche semplicemente dell'educazione che magari la scuola non gli ha impartito, la lettura per loro non esiste. E quindi riuscire a portare questi contenuti anche al pubblico che i libri manco si sogno di prenderli era il mio obiettivo. Quindi da lì ho cominciato a scrivere la prima pagina Wikipedia, la seconda, la terza, e poi mi sono reso conto che in questi libri meravigliosi c'erano dei contenuti che sulla pagina non ci sarebbero mai stati, cioè sulla pagina Wikipedia non stridevano. Diciamo che Wikipedia, come dicevi prima, oltre ad avere delle regole molto stringenti per quanto riguarda le citazioni delle fonti, è molto attenta sul fatto che deve essere il più possibile enciclopedico, cioè quindi non è che puoi essere simpaticone. E mi sono reso conto che mancava un poco di quell'allegria che vedevo in quei libri e quindi ho creato il primo contenuto, il primo video, magari un po' simpatico sul leone che si trova in zona Vigo da noi, che è vicino a dove si prende il vaporetto per andare a Pelestrina, che qualcuno non lo chiama esattamente leone ma lo chiama in un altro modo che non posso dire perché altrimenti che ci sia qualche chioggiato, ma io non voglio prendermi qualche maledizione, quindi è un leone piccolo quello. E allora da lì ho cominciato a parlare. Diciamo che il mio contenuto migliore non c'è effettivamente, perché sono tutti quanti frutto di impegno. Ecco, per esempio, uno che mi è piaciuto molto è quello che ho fatto una ricetta, perché anche questo la Chioggiopedia cerca di essere un po' in tutti i settori. Ho cucinato una pietanza, si chiama la rapa di Chioggia, che è un prodotto agricolo che veniva coltivato a Sottomarina prima della nascita dell'azienda turistica, quella che appunto è la spiaggia, ed è appunto una rapina che è famosa in tutto il mondo. Anche questa è una cosa ridicola, il fatto che tutti scrivono rapa di Chioggia e imbastiscono tavole con queste meravigliose rapine che hanno la particolarità di avere dei cerchi concentrici di colore bellissimi quando le si affetta e si cucina, e l'ho cucinata e tutti chioggiotti, ma sai che io la cucino anch'io, ma mia nonna pure, lo so, ma non siamo i soli, è tutto il mondo. E da lì insomma anche questo è un bel contenuto, diciamo, lo metto in alto, come dire, orgoglioso di averlo fatto. È molto bello, sì. Perché appunto io mi focalizzo anche sulla parte i monumenti e la storia, però la cosa bella del Veneto, come anche di altri posti qua in Italia, vedere come si può declinare in molte sfaccettature, perché come adesso ad esempio il cibo, che è una cosa che unisce tutti, perché tutti devono mangiare prima o poi, e mangiare bene è una cosa che è comunque una cosa molto apprezzata, insomma. E secondo me non è meno di rilievo di altre cose, insomma, e serve comunque anche quello a essere trasposto e essere valorizzato.
quindi insomma super bene. E adesso vogliamo sapere tutti come è nato Veneto Storia. Dai. Beh, sì, Allora, minimo. Tuo preferito soprattutto. tocca a me, ecco, Siamo in tre. concludiamo il cerchio. Allora, il mio progetto è nato, io prima comunque caricavo dei video su YouTube, ho un canale YouTube dal 2012, creavo contenuti prima sullo stop motion del Lego, poi dopo mi sono spostato con dei gameplay di Minecraft, non c'entrava niente una cosa con l'altra, mi sono spostato da una cosa all'altra fino ad arrivare a dei tipi di contenuti verso intorno al 2016-2017 dove appunto parlavo di cose appunto sulla storia o posti appunto interessanti appunto in Italia, stando qui in Mansarda che sono adesso facendo appunto vedere le immagini. Poi nel 2022 mi era venuta in mente appunto, visto che comunque TikTok l'avevo scaricato da poco, visto che comunque vedevo che c'erano molti contenuti comunque sulla regione e tutto, visto che comunque sono appassionato di storia, ma principalmente il motivo principale per cui ho iniziato a caricare video lì è che mi sono trovato in una situazione tale per cui i miei amici tendenzialmente avevano altri impegni, quindi insomma ci si trovava la sera, però per le giornate era difficile trovarsi tutti quanti assieme e soprattutto era difficile da parte mia prenderli e schiaffarli a fare tipo, non so, quello che mi piaceva a me. E quindi molte volte mi riducevo a non fare niente, stare a casa. Invece per autocostringermi ad uscire anche da sola, a scoprire la regione, a esplorare cose nuove, che è una cosa che mi è servita tantissimo, quella di uscire un po' dalla mia bolla del stare sempre qui chiuso o attaccato alle serie TV e film e roba del genere, ma a prenderla all'aria aperta almeno una volta al weekend, auto-obbligarsi a dover uscire appunto per scoprire cose nuove, lì appunto mi sono auto-obbligato. Mi piace comunque uscire, mi piace comunque fare video, montarli e tutto, e quindi si è creato proprio l'apparato di tutto, quindi un video circa la settimana all'inizio e dopo comunque si è accettato così il format. Quindi ne sono anche io proprio per me talmente grato, nel senso che appunto cioè, avevamo interagito con l'intelligenza artificiale. Vabbè. Comunque, Siamo osservati, siamo ascoltati. Comunque, se invece dovessimo parlare del mio contenuto che mi è piaciuto di più, sono molti che mi sono piaciuti, però quello che mi è stupito di più è Castelbrando, che è a Tison di Valmarino, che ci vuole abbastanza tempo ad arrivare in macchina, quindi un'oretta e passa, però sarà per comunque l'atmosfera che si vede, c'era un po' di nebbia, c'era un po' quando si arrivava con questi colli, sarà che c'è questo castello che è più un palazzo arroccato, però è quello che mi ha affascinato di più, proprio viverlo e dopo anche raccontarlo, perché è una cosa che mi ha stupito, che non pensavo fosse così tanto grande, così tanto tenuto bene, insomma. Come si chiama? Molto bello Castelbrano. Ho Come? fatto anche un video a suo tempo. Volevo sapere come si chiamava il tuo canale su YouTube. Si chiama Antonov Bane, quindi Antonov Bane sarebbe adesso I contenuti appunto sempre di storia? Vabbè, adesso ci ricarico i video di TikTok, quindi in pratica io adesso, visto che comunque mi fido fino a un certo punto della tenuta stessa dell'applicazione, mi ricarico i video su Instagram e me li ricarico anche su YouTube, perché così si distribuisce su tre piattaforme, oltre al fatto che comunque è carino crescere anche su Instagram, perché è dove la gente che comunque normalmente usa i social ti vede. Uso anche YouTube per buttarli là perché non si sa mai, almeno li puoi scaricare, li puoi vedere, li puoi avere sempre disponibili, quindi è come se fosse un mio archivio adesso. E, Adesso faccio la stessa cosa. mm, YouTube è lì il mio archivio, lo tengo vivo, carico esattamente gemellato, cioè come metto una cosa di qua, metto anche di là, perché non si sa mai. Diciamo che anche nella questione geopolitica si sente ogni tanto che TikTok è un po' trema, oppure non più di 2 anni, 3 anni fa, quando c'è stato diciamo,
il silenzio a causa di problemi di copyright di alcuni audio hanno praticamente buttato giù un sacco di video che magari hanno frutto anche questo di grande impegno, e allora ho deciso di crearmi una sorta di scialuppa di salvataggio che è YouTube, che perlomeno fino ad oggi, almeno dalla sua lunga storia, non è mai, non ho mai avuto problemi gravi. Ho carico tutto là, almeno se succedesse qualcosa, almeno è là, il mio store nascosto. Anche proprio nella mia esperienza è proprio una garanzia, perché beh, poi dopo incrociare le dita non succede niente, però comunque anche se tipo il video ti mettono il copyright strike, te lo buttano giù, comunque ce l'hai là. Tipo io avevo un esempio, un video che avevo doppiato un documentario inglese, cioè avevo preso il documentario, avevo tradotto tutto il documentario, avevo fatto un lavoraccio, ho coinvolto anche i miei amici per avere le voci e tutto. L'avevo messo per una settimana, due, c'è stato comunque questo, però dopo gradualmente, prima l'avevano demonetizzato e poi l'hanno proprio straicato male, però comunque è lì, nel senso, quindi posso comunque scaricarmelo e tutto. Com'è? Contenuto che tutti potrebbero aver voglia di riascoltare. Hai dato un aiuto a tutta la comunità che ha magari curiosità in quel contenuto. Certo, magari tu avevi il piacere magari di guadagnare, di fare un po' di monetizzazione, però almeno porta a casa il risultato di aver fatto un bene per tutta la comunità che magari ha voglia di scoprire un lato diverso della propria storia. Sì, in quel caso sì, adesso nello specifico purtroppo è solo disponibile per me, però per dire, mentre tipo, come hai detto prima, su Instagram era capitato questa roba qua dei audio, che se là tipo, cioè, non c'è altrimenti, nel senso il video ti viene proprio modificato e azzoppato. Ad esempio, tipo, ho un video purtroppo su questo canale TikTok, è uno dei primi, che per un problema avevo caricato una musica del Trono di Spade che all'epoca aveva il copyright free, nel senso che non dava problemi. Dopo, qualche mese fa, me l'hanno azzoppato, ma non mi hanno tolto quello, mi hanno conservato la versione, mi hanno proprio silenziato il video, ci sono solo le immagini e basta. Quindi, grazie al cielo, comunque me lo avevo caricato su YouTube, anche se in qualità ridotta, però ho capito, nel senso, in quel caso se non avessi fatto questo backup non l'avrei più avuto. Quindi, È un backup, appunto. quindi insomma così. Fondamentale, fondamentale, stare su tutte le piattaforme, Certo. cercare di dedicare del tempo un po' a tutte, bene o male si sa, inizialmente il grande social network era Facebook, dove io sono nato su Facebook e poi mi sono diffuso su tutte le altre piattaforme, e sinceramente la piattaforma che mi dà più soddisfazione, non me ne voglia l'algoritmo di TikTok che ci sta ascoltando, Instagram, perché naturalmente lì c'ho anche più interazione. Diciamo che qui è un po' diverso, un mondo un po' diverso, lì è meglio, almeno per quanto riguarda l'interazione. Magari in un futuro si migliorerà anche questa piattaforma, però per avere Il la... problema sono i formati, perché un video adesso va molto il 9/16, che sarebbe il portrait, messo su Facebook dice un po' poco, cioè ci sono i reel anche su Facebook adesso, però secondo me è più valorizzato un formato quadrato su Facebook che non un formato portrait. Oltre al fatto che anche su YouTube vanno molto i 16 noni, i formati portrait sono sui shorts, quindi bisognerebbe, come dire, passare un po' tutti i vari formati, ed è un lavoro, è un lavorone, Non è proprio semplicissimo, non è proprio no? semplicissimo scambiare magari, cioè sì, giustamente anche materialmente, se tu fai un video a una villa e lo fai appunto per TikTok, il cellulare lo tieni in mano dritto, magari nel caso di tuo, appunto, è un'altra cosa perché tu hai un drone, quindi puoi decidere essenzialmente come, ma per noi ovviamente hai quel piattaforma, hai magari quel video. Certo, sì, potremmo fare due volte la ripresa e due volte parlarne, però effettivamente Se no dopo bisogna tagliare, partire da 16 noni e tagliarlo in 9/16, però poi non è più la stessa cosa, si cioè vede viene subito, fuori un po' un mozzo, si vede subito che manca un pezzo. manca un pezzo, si vede.
Poi Bene per non signore, abbiamo parlare, fatto le 10, sì, sì, abbiamo fatto poi un'orettina, quindi direi che un'orettina, ma abbiamo... se c'è altro da dire, cioè, No, nessuno ci corre dietro. volendo, volevo proprio chiudere proprio sulle difficoltà Sì, dei noi content creator, che un po' me ne parlavi anche tu come Gabbiani, e almeno poi parlo anche della mia esperienza, cioè che ci sono purtroppo, a parte il discorso dei formati, delle cose da visitare che purtroppo dicono non puoi fare video, capito? Tipo, ad esempio, quasi la totalità delle chiese di Venezia, se vedi sempre il cartello no foto, no video, o mi è capitato in una chiesa a Monselice, per dire, devo fare un video sulla villa Duodo a Monselice, sì. salire per le 7 chiesette, tutte riprese una per una, arrivata a quella più bella, la finale, là col guardiano che gli ha dato anche l'offerta da un euro per la valorizzazione di tutto, foto sì, video no. Quindi appunto Che proprio ci poi è sono queste... sbagliatissimo, veramente trovo sbagliato perché è pubblicità gratuita per loro, eh, aiuta anche a valorizzare la zona, a far venire più gente, quindi anche più introiti. È una mentalità che va un po' eradicata, ma ci vorrà, non so cosa ci vorrà, un cambio generazionale? Secondo me è Forse anche quello, no. poi anche secondo me sarà tipo come aveva detto anche Chioggia prima, il vedere che comunque i tuoi vicini stanno arricchendosi magari per quella roba là, tipo per esempio immagino che c'è magari un'azienda la Chioggia che fa i tour col battello e tutto, e l'altro dice, ah ma vedi che non sono così scemi a farlo, e così magari ci pensano due volte prima di fare una roba. Quindi secondo me questo è un percorso naturale che ci darà ragione, nel senso a noi e anche alle persone del pubblico che potranno vedersi anche un contenuto prima magari in quel formato social e poi avere tutta la soddisfazione di vederlo dal vivo, perché secondo me è doppia il piacere quando tu hai già visto qualcosa prima, raccontato, valorizzato e dopo visitando proprio tu quella cosa. Quanti luoghi ho visitato perché mi sono apparsi su TikTok gli altri TikToker, influencer che mi mettevano appunto una curiosità che non ne sapevo niente, se no non l'avrei conosciuto appunto e c'è, e fine. La gente viaggia perché vede le cose su internet. Io ho visto, vedo un'isola, vedo quell'isola in coso, sono andato alle Cinque Terre, non molto tempo fa, sono andato e sapevo che volevo andare a vedere quella chiesa che mi aveva parlato quell'influencer. Cioè, è una cosa che funziona. È inutile andare a combattere contro questa cosa. In realtà, effettivamente le amministrazioni oppure gli enti come questo guardiano che appunto gestiva questa chiesa doveva essere dire cosa stai facendo? Sto facendo un video che dopo diffonderò e racconterò la storia di sta chiesa. E apro anche le porte, vieni dentro che ti mostro che cosa c'è. Questo sarebbe opportuno fare. Perché è Questo è lo inutile. spirito giusto, purtroppo non molti lo colgono. Perché magari, sai cosa? C'è un punto, essere un po' di malfidenza, magari appunto perché non comprendono effettivamente il potenziale. Forse è proprio la mancanza, cioè il fatto che nigheriva. Cioè, scusate, parlo un po' chiuso. Sì, sì, beh, tranquillo. Non perché appunto non sono nati o non hanno vissuto la nostra epoca dove diciamo voglio andare a visitare quel posto, aspetta che vado a vedere che cosa c'è. E lì dici, ah, aspetta, cioè per dire anche locali, ci sono anche loro che si finanziano e ovviamente hanno tutti i piaceri di essere menzionati su internet. E io la vedrei proprio come una mentalità, proprio farei proprio una metafora faraonica, mentalità faraonica. Perché faraonica? Uno perché è antica, quindi ci sta come termine. Faraonica anche perché come i faraoni avevano le loro tombe scavate sotto cunicoli nascosti dove c'è il tesoro e nessuno lo deve rubare in nessun modo. Penso che quello sia il modo di vedere anche della maggior parte delle chi amministra i musei, per dire a Venezia o del patrimonio veneziano, dove lo vedono come una macchina per far soldi che sta là, una chiesa a caso, come anche ad esempio anche una galleria, mentre ci sono gli Uffizi che ti invitavano Chiara Ferragni e spronavano anche il fatto che facesse video, foto e tutto, qua appunto veramente
sembra quasi che vogliono blindare quello che c'è dentro, come appunto un faraone, per trattenerlo e non fare in modo che la gente lo rubi quasi, quindi è questa mentalità qua, insomma. Una cosa che speriamo cambi. Chissà, qualcuno, Vabbè, hai detto cambio generazionale. Aspettiamo questo cambio generazionale. Arriverà. Aspettiamo sto cambio generazionale, dai. e con Vabbè, questo come ultima cosa direi se qualcuno dal pubblico, vedo che ci abbiamo un po' di pubblico, vuole venire su, può cliccare il pulsante invita, magari se vuole fare qualche domanda direttamente, facciamo anche questo esperimento. tanto per provare la tecnica. Volevo Guarda. dirvi una cosa Eh? Mariana, volevo dirvi una cosa che appunto, visto che sono qua per fare la settimana prossima, 14, 15, 16 giugno, c'è la Marcigliana. Praticamente Bellissima. è la rivisitazione, cioè la riproposizione della battaglia, appunto, della guerra di Chioggia. Quindi ci saranno tutti i figuranti che parteciperanno e dopo c'è ovviamente lo scontro fra le varie contrade che sono sostanzialmente le varie parti della città che si scontrano appunto al palio con la balestra che ci sarà la domenica, quindi appunto il 16, però già dalla sera del 14 fino appunto è una festa meravigliosa. Io l'anno scorso ci ho partecipato ed è molto 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 bella. Vi invito, venite a fare un salto. In base un po' ai miei Certo. impegni, magari ci faccio un pensiero. Immagino poi i figuranti, i chiogiotti che dovranno interpretare magari i genovesi, che non so come metteranno da fare. Non ce ne sono tanti, ma ricordiamoci che di genovesi ce ne sono rimasti tanti a Chioggia, eh. Abbiamo ancora tantissime persone che si chiamano col cognome Dorie, quindi non Ci è sono, sono sbandati, hanno apprezzato poi alla fine la terra che volevano conquistare, insomma. non hanno trovato il passaggio per tornare a casa, poverini. Sono rimasti là. Dai, vedo che comunque non hanno nessuna domanda, mi sa che possiamo anche chiudere qua, insomma. Sì, dai. Allora io voglio ringraziarvi ragazzi perché veramente è stata una bellissima esperienza, due ottime persone, due ottimi compagni di questa bellissima ora passata insieme e speriamo che magari ce ne saranno anche altre, magari con un po' più di esperienza, ecco, questa qua è stata un po' la prima, abbiamo un po' rotto il ghiaccio, dai. Va bene. Sì, secondo me anche soprattutto le persone più piccole o i canali più piccoli, soprattutto che hanno dei temi in comune come noi, ha un super senso comunque quello là un attimo di far squadra, perché l'unione comunque fa la. Esatto. Esatto, magari, cioè, diciamo che molti avevo mandato un po' di inviti, molti hanno rifiutato perché avevano la serata un po' piena, magari se cerchiamo di farlo verso il fine settimana forse abbiamo un po' più di partecipazione, poi non so voi come siete messi, magari studiamo qualche altro tema e ci ripresentiamo magari con un gruppo un po' più folto, ecco. Sì, sì, potrebbe essere un'idea per prima magari di mandarla live, capire un po' gli impegni di tutti e magari tipo una domenica ecco sera, capito che di solito la gente non ha tanto da fare Anche. domenica sera e lì appunto provare ad andare in live su magari appunto una tematica specifica e con più persone che tutti appunto possano fare più interventi. Oppure Certo. potremmo fare qualcosa di interattivo, potremmo fare appunto utilizzare delle immagini, diffondere delle immagini che magari hai fatto tu, appunto attraverso il drone e poi sotto magari noi che ci spieghiamo e poi articoliamo un argomento, cioè sto io così in mate Devo capire come fare per inserire i video nelle live, perché voi non avete visto, ma tutta stasera che cerco le varie opzioni, che provo, cambio, sempre insomma è stato anche trabattare ogni tanto sotto lì, però va bene. trabattare. Sì, il problema è che servirebbe come dire, un account di test per fare delle prove. Però, siccome le live si possono fare se hai più di 1000 iscritti, non è che ho tutti questi account con più di 1000 iscritti, per cui cioè, si va sul campo e si testa. Infatti, ho fatto più test
possibile, e ho cercato di capire più robe possibili, insomma, dai, qualcosa in più rispetto a un'ora fa ho capito. Vediamo, dai, di fare qualcosa è di più andata bene, articolato, di è stata più molto bene, è andata significativo. bene. Abbiamo Comunque è stata avuto, una bellissima esperienza, veramente. ma sono contento. Ottimo. Veramente ottimo, dai. Quindi dai, chiudiamo qui e io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona notte a chi ci ha Grazie a seguito e te. a voi. Ci si Ok, vede. ci si vede a Ok. Chioggia, la Marcigliana Bella magari. pioggia. Guarda. Ciao Ciao ragazzi. ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Ciao.